13 settembre le spiagge di Rosolino, Sottomarina e il delta del Po più vicine a Verona e Legnano. Grazie al Chioggia Line, il treno del mare attrezzato anche per il trasporto di 74 biciclette. Mattinata di emergenze e soccorsi a Sottomarina, ragazza di 19 anni rischia di annegare, altre 9 persone recuperate in mare, il plauso ai bagnini. La Lega ha radunata a Treviso 450 amministratori da tutto il Veneto per stilare il programma per le regionali. Di fatto mostra i muscoli agli alleati, con Salvini che ribadisce il candidato presidente leghista. A Venezia proseguono le indagini per identificare i 4 studenti che hanno aggredito un professore UAV per i progetti per il Medio Oriente e la solidarietà bipartisan dalla politica e dal rettore. Domani è previsto il picnic in ricordo di Alex Marangon, il 26 anni di Marcon, morto un anno fa all'abbazia di Vidor. Non si svolgerà più a Parco San Giuliano a Mestre, ma agli impianti sportivi di Bonisiolo. Oggi a Porto Marghera l'anniversario dell'omicidio di Giuseppe Tagliercio, con la deposizione di una corona di alloro al cippo a lui dedicato. Il ricordo del figlio: era un uomo giusto. Al via da oggi in tutto il Veneto i saldi estivi dureranno 2 mesi. Primo giorno a caccia di offerte, le famiglie venete spenderanno in media poco più di 200 euro. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Iniziamo con le notizie. In primo piano questa nuova linea, il treno che collegherà i lidi verso Verona e le spiagge venete nei fine settimana e nei giorni estivi. Vediamo. Abbiamo dall'addio al nubilato di un gruppo di ragazzi che sono venuti semplicemente a farsi una mangiata di pesce al mare, a persone di una certa età che si sono caricati la loro bicicletta e hanno detto sono venuti una giornata a fare una passeggiata al mare, famiglie, molte persone con le valigie e quindi persone che molto probabilmente faranno la loro settimana di vacanza. Insomma, il treno si è riempito e siamo solo al primo giorno. Il primo treno del nuovo Chioggia Line è arrivato alla stazione puntuale alle 10:17, segnando l'avvio ufficiale del servizio che collega Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi. Un momento atteso che celebra il ritorno del treno in città dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Rovigo-Adria-Chioggia, a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Infrastrutture Venete. È stata una sfida iniziata più di 3 anni fa, quando abbiamo deciso di partecipare a questa gara, aggiudicandocela e proponendo un modello di servizio e di esercizio nuovo su tutti il treno del mare. Il treno del mare è il fiore all'occhiello di questo servizio sulla Rovigo-Chioggia. Riconnettiamo dopo più di un anno Chioggia alla rete ferroviaria Veneto, perché per un anno questa linea è stata soggetta ad importanti lavori infrastrutturali. Un servizio sostenibile, completo a 360 gradi, propone 240 posti a sedere, propone 74 posti bici, propone lungo il viaggio percorsi naturalistici per il turismo lento. In una giornata di festa arriveranno i turisti che non avranno bisogno dei parcheggi, perché sapete che una problematica che stiamo avendo è proprio quella legata ai parcheggi, perché la nostra città è pacificamente invasa da tantissimi turisti, nuovi turisti. È chiaro che chi arriva in treno arriva comodo o in bicicletta a bordo del treno, poi avrà direttamente il mezzo che li porterà sulla spiaggia in centro a Sottomarina. Il treno sarà attivo fino al 13 settembre in via sperimentale. Partirà da Verona alle 7:38 il sabato e alle 7:09 la domenica e i festivi. Per quanto riguarda il ritorno sarà possibile scegliere tra 2 opzioni. E siamo a Sottomarina. È servito l'Elis Soccorso per aiutare una ragazza padovana di 19 anni che ha rischiato l'annegamento, e altri 9 interventi di emergenza sul litorale per altrettante persone che si sono ritrovate in difficoltà tra le onde. In poche ore questa mattina infatti i bagnanti della zona nord tra la diga e i bagni Arcobaleno si sono ritrovati con la necessità di continue uscite in mare per recuperare persone che non riuscivano più a rientrare a riva. È stata una mattinata di fuoco, spiega il presidente dei balneari dell'Ascot Bellemo. Per fortuna tutto si è risolto al meglio. Un plauso ai nostri bagnini che con sangue freddo e un grande lavoro di squadra hanno collaborato per gestire al meglio le emergenze. I 5 bagnini intervenuti, li vedete in foto, per salvare la ragazza sono Leonardo Di Fede, Luca Cester, Giorgio Dolfin, Marco Bertaggia e Luna Biziato. E ora siamo alla politica. Santa Caterina, a Treviso, amministratori della Lega radunati per stilare il nuovo programma per le regionali di novembre. Di fatto una prova di forza del partito. L'obiettivo è correre in coalizione per il segretario Stefani, ma Conte dal palco avvisa: meglio soli che male accompagnati.
La nostra forza sta nei nostri valori, la nostra forza sta negli amministratori locali e nell'esempio di buon governo che abbiamo dimostrato nei territori. Patti chiari, amicizia lunga con tutti e se serve meglio soli che male accompagnati. Davanti a 450 amministratori leghisti, il padrone di casa Mario Conte chiude il suo intervento interpretando il sentimento della base leghista e strappando un lungo applauso. L'avvertimento è per gli alleati, in particolare Forza Italia, dopo i ripetuti attacchi al governo della regione, ma la linea scelta dal segretario regionale Alberto Stefani è quella di parlare della Lega e non degli altri, riempendo il salone di Santa Caterina con sindaci e consiglieri, frutto del radicamento del partito nel territorio, e non è mancato il ricordo del sindaco leghista per eccellenza. Non possiamo non ricordare Giancarlo Gentilini. Da Tokyo il segretario federale Matteo Salvini assicura che farà di tutto perché sia la Lega a esprimere il candidato presidente. Ci tenevo a dirvi che faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra che è un bene prezioso in tanti comuni, però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo, in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. È una Lega che vuole mostrare agli alleati la sua predominanza nel territorio, quella di Unità Treviso, senza essere prepotente. Parla di programmi per le regionali, Stefani, di visione che viene dal basso, di sfide per il futuro. Misura le parole, ma l'obiettivo è dimostrare il peso specifico del Carroccio in Veneto. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. Non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo. Non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare corse in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto. La base ha il diritto di dire la sua, ma le decisioni le prende il direttivo regionale, aggiunge il segretario. L'obiettivo rimane andare alle urne a novembre con il centrodestra unito. È Conte a ribadire che è inevitabile mettere dei paletti. Io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in regione c'è il centrodestra unito, al governo c'è il centrodestra unito. È altrettanto vero che i modi fanno la differenza, quindi chi attacca si autoesclude, chi costruisce invece è ben accetto. E dunque gli stati generali degli amministratori sono serviti anche per dare spunti al delegato del partito incaricato di stilare il programma di governo regionale per i prossimi 5 anni. Per tutti in testa l'autonomia del Veneto da Roma e del partito anche dagli alleati di governo. È stato il giorno della Lega dei sindaci e degli amministratori, quello di oggi a Treviso. Oltre 400 presenti a Santa Caterina che hanno comunicato a Tiziano Bembo ciò che ritengono essenziale faccia parte del programma del partito per il prossimo governo del Veneto, ad iniziare dai giovani che devono ritrovare l'entusiasmo per gli obiettivi. I giovani hanno ancora voglia di fare politica, basta solo dar loro la possibilità di lavorare, di esprimersi, di crescere e di coltivare quello che possono essere delle soluzioni a delle problematiche, portando anche una visione nuova. Visione che inevitabilmente si coniuga con autonomia e federalismo, soprattutto nei comuni a confine con regioni a statuto speciale. Avere l'autonomia significherebbe non avere più una concorrenza che può sembrare sleale, quindi dal prossimo governatore del Veneto mi aspetto una lotta continua per l'autonomia, ma soprattutto essere vicini alla montagna e alle piccole comunità. Montagna come a Recoaro, dove l'intervento della regione è stato essenziale per rilanciare un territorio, anche con la Lega all'opposizione. A fare l'opposizione in un comune montano come Recoaro Terme non è un ruolo semplice. Il nostro ruolo è un ruolo costruttivo, è stato costruttivo soprattutto, voglio dire, nel
per quanto riguarda i progetti di rigenerazione economico e culturale del Paese. Progetti nuovi che sindaci ma anche amministratori di enti come gli ATER chiedono vengano sostenuti dal nuovo Consiglio e nuova Giunta regionale, ricordando che le aziende pubbliche devono stare sì in bilancio ma anche sostenere chi è in difficoltà. Bisogna combinare le due cose avendo coraggio e avendo anche il coraggio di cambiare a volte dei percorsi che sono stati fino a quel momento percorribili, sostenibili, ma che oggi non sono più. Regione che secondo i sindaci dovrà incalzare il governo sul tema province e città metropolitane. La città metropolitana, così come è stata pensata, non va bene. Pensi alle città metropolitane di Madrid piuttosto che di Parigi, piuttosto che di Berlino. Queste città metropolitane sono nate con una questione di aumento esponenziale della popolazione che andava gestita, perciò la gente ha chiesto un intervento politico per gestire queste situazioni, non che facciamo un intervento politico per poi avere un'idea su come gestirla. Provincia al posto di nuovi contenitori di comuni come le intese programmatiche d'area. Legittimo che sia intrapreso quella strada nel momento in cui le province sono state depotenziate, però i modelli che si sono succeduti a mio modo di vedere non sono così virtuosi. Temi e amministratori della Lega Veneta che ha voluto dimostrare la sua vitalità nei territori in un chiaro segnale politico agli alleati di Roma. Al di là delle percentuali politiche, oggi conta avere una classe dirigente preparata che conosca bene i territori e penso che la Lega oggi ancora una volta lo dimostri. Mario Conte ha detto meglio soli che mal accompagnati. Certamente, insomma, abbiamo i numeri per fare le nostre scelte e le nostre corse anche in solitaria, quindi il Veneto resterà la Lega di sicuro. Con la cronaca torniamo a Venezia perché proseguono gli accertamenti per verificare l'identità degli studenti che pochi giorni fa hanno aggredito in Calle un professore UAV per i progetti per il Medio Oriente. Il gesto ha scatenato le reazioni di condanna bipartisan della politica e anche del rettore dell'Ateneo. Dallo UAV di Venezia ha presentato un esposto contro i 4 studenti la cui identità è in fase di verifica grazie alle telecamere di sorveglianza che mercoledì scorso hanno aggredito in Calle un docente per i progetti dell'Università di Architettura in Medio Oriente. Il docente prima fermato, poi accerchiato, insultato e preso a spintoni perché amico del rettore. E il rettore Benno Albrecht, da noi contattato al telefono, preferisce commentare il gravissimo episodio con la nota diramata a tutto l'Ateneo dopo il vile gesto. Considero questo episodio estremamente preoccupante, segno di un clima di intolleranza, un attacco alla libertà personale inaccettabile che genera un clima di paura e tensione, scrive, esprimendo piena solidarietà al collega da parte sua e dell'Ateneo. Lo UAV è l'unica università d'Italia a partecipare al Gaza Reconstruction Team, il gruppo interministeriale palestinese a supporto del MOPIC, il Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale per la Palestina. Invito tutti ad abbassare la temperatura di un conflitto di opinioni che, come si è visto, può generare conseguenze pericolose. Faccio appello alla responsabilità della nostra comunità per riuscire a vivere la differenza di visioni, di posizioni in un clima di rispetto e soprattutto di non violenza, conclude Albrecht. Blackout totale ieri a Marghera, durato più di 10 ore a causa di un albero abbattuto che è caduto sul cavo della corrente schiacciandolo. Tante famiglie con anziani e bambini sono rimaste senza frighi, aria condizionata e ventilatori. Solo verso sera, dopo una giornata di lavoro dei tecnici Enel, è ripartita la corrente. Nessuna comunicazione dal comune, nessun post, solo disagi e sconcerto, ha commentato il consigliere comunale Bettin, visto che il blackout è stato causato dall'abbattimento del tronco sulla linea elettrica continua. Questo conferma il modo di lavorare inadeguato dell'amministrazione che o non interviene o lo fa alla rinfusa, ignorando le proteste e anche senza il confronto con i cittadini. E non si svolgerà più a Parco San Giuliano a Mestre, ma agli impianti sportivi di Bonisiolo di Mogliano Veneto, dietro la chiesa. Il picnic in ricordo di Alex Marangoni, il 26enne di Marcon, morto il 30 giugno di un anno fa all'abbazia di Vidor, è ritrovato 3 giorni dopo senza vita nel Piave. L'allerta meteo diramata per la giornata di domani ha spinto gli organizzatori, i genitori di Alex, Luca e Sabrina, a modificare la location dell'evento, organizzato a un anno di distanza dalla morte del ragazzo, avvenuta in circostanze che la famiglia continua a ritenere sospette. La procura sta continuando a indagare e si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul corpo del giovane.
E oggi a Porto Marghera l'anniversario dell'omicidio di Giuseppe Taliercio, con la deposizione di una corona di alloro al cipo a lui dedicato alla presenza di autorità civili e militari. Il tempo passa, ben 44 anni, ma il ricordo resta e così la ferita mai sanata, con la rabbia che forse ha ceduto il posto alla rassegnazione. Ma è sempre difficile che un evento così traumatico venga attenuato dal tempo. E come ogni anno, il 5 luglio, il tempo torna indietro a quel 1981, quando qui in via Pasini, nelle vicinanze della Montedison a Marghera, chiuso nel bagagliaio di una Fiat 128, venne ritrovato privo di vita il corpo dell'ingegnere Giuseppe Taliercio, direttore generale del petrolchimico, ucciso dalle Brigate Rosse dopo i tristemente famosi 46 giorni di prigionia. Soltanto pochi giorni prima Gabriella, la moglie, lanciò tramite la nostra emittente questo accorato appello. Uomini delle Brigate Rosse, vi supplico, non uccidete. Il 5 luglio una cerimonia celebra la figura dell'ingegnere Taliercio proprio dove il suo corpo giaceva privo di vita, all'angolo con via Bottenigo, nei pressi del monumento in suo onore. Probabilmente mio padre sarebbe morto di morte naturale adesso, però rimane questa interruzione, questo non vissuto che rimane nel cuore, che rimane in quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Poiché il governo da allora decise di non trattare con i brigatisti, soltanto dopo il processo agli esecutori e mandanti si parlò per la prima volta di un omicidio di Stato. Da molti anni si sta chiedendo che le persone, i figli, le figlie, le mogli delle vittime del terrorismo degli anni 80-81 venga riconosciuta almeno la cittadinanza onoraria. Sono dovuti fuggire da questa città dove avevano deciso di stabilire il loro destino. Il loro destino ha stroncato delle vite e sarebbero felicissimi. E finora tutte le associazioni e i gruppi che hanno invitato l'amministrazione comunale a fare questa scelta non hanno ancora avuto risposta. In 3 parole, chi era suo padre? Ma proprio io sono solito dire una parola sola, era un uomo giusto. E da oggi fino al 31 agosto, voltiamo decisamente pagina, al via la tesa stagione dei saldi estivi. Secondo Confesercenti si spenderà in media a testa poco più di 200 euro. Come sempre si darà priorità ad abbigliamento e calzature. Saldi estivi 2025 al via, a Mestre è partita la caccia allo sconto. Diciamo sì o no, perché di solito c'è caos il primo giorno dei saldi, quindi facciamo un giro, poi vediamo, insomma. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante per me e per mia figlia. Se si troverà qualcosa lo compreremo. Ma tipo maglie? Scarpe, maglie, vestiti per l'estate. Secondo Confesercenti il budget medio previsto è di 217 euro circa a testa. Sui 100-150. Moderato? Moderato, sì. Sui 100 euro, non di più, su cose comunque basiche che servono normalmente, insomma. Anche Mestre si approfitta del periodo dei saldi per prediligere la qualità alla quantità, per rinnovare il guardaroba estivo, ad esempio. Abbigliamento, sicuramente abbigliamento, il nostro debole, poi scarpe, sempre. Solo 2 camicette. Poco. Cominciando dall'intimo. Cose intime per me. Ho dato una sbirciata alla borsa, per questo sono andata a colpo sicuro. Sì, è un pigiama per il marito. Cosa ha comprato? Intimo? Sì, intimo. Poi i prezzi sono quelli che normalmente uno si aspetta, perché gli sconti non sono mai diciamo così alti come uno si aspetterebbe, però sostanzialmente è quello che mi aspettavo e soddisfatto. Ma c'è chi dubita dell'autenticità degli sconti. Questi saldi li vedo un po' finti sinceramente, nel senso che vedo tanta merce che magari prima costava una certa cifra, dopo magari viene aggiunto il prezzo e viene fatto il 10 o il 20% di sconto più o meno. Più o meno li vedo un po'... non li vedo veri questi sconti, diciamo. E chi in barba ai saldi per risparmiare dice di preferire gli acquisti online. Anche se uno va in giro, però è sempre portato a vedere online, è più facile alla fine adesso, però
E si risparmia di più comprando online? Qualcosina sì, troppo. Non è una bella cosa perché si dovrebbe far vivere i negozi, però a volte capita che c'è la convenienza, lo fai. E con questo chiudiamo il telegiornale di Venezia, grazie a tutti per l'attenzione, subito dopo di noi come sempre le previsioni del tempo e poi il TG di Treviso. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.